compro oro di Sottomarina, 5 malviventi a volto coperto approfittano della momentanea assenza del titolare, sfondano la vetrata e razziano gioielli e orologi per oltre 200.000 euro. Sospesa la dottoressa indagata per non aver soccorso Eleonora Chinello. Intanto è stata fissata la data dei funerali della 14enne padovana investita e uccisa da un'auto mentre stava andando a scuola ad Olo. Protesta questa mattina dei lavoratori della sanità pubblica veneta proprio durante l'omonimo convegno della regione a Venezia. Infermieri, OSS, CGIL e UIL pronti allo sciopero previsto per venerdì 29 novembre. Domani sarà sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale in tutta la provincia. Venezia stoppa bus e vaporetti, non ci saranno nemmeno le previste fasce di garanzia. Bosco dello Sport, siamo stati con le nostre telecamere a monitorare i lavori per la realizzazione della cittadella che tra i 5 progetti comprende anche quello dello stadio, cantieri previsti fino al 2026. Allarme pesca in ginocchio, domani la manifestazione dei pescatori dalla regione con il presidente Luca Zaia la volontà di predisporre un fondo a supporto del settore. Lunedì 11 novembre, ad un anno dalla morte di Giulia Cecchettina, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, dove la 22enne di Vigo Novo studiava, la ricorda con un momento di riflessione sulla violenza di genere. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo con la cronaca e con il maxi colpo in pieno giorno ai danni di un compro oro in pieno centro a Sottomarina. Il titolare si è assentato 5 minuti e i ladri hanno fatto razzia. L'appello del sindaco ai cittadini: non abbiate paura di denunciare. Tempo che sono arrivato a casa, ho preso il cane, sono sceso giù, sono tornato indietro. A parlare il titolare di un negozio compro oro in centro a Sottomarina che 2 giorni fa in pieno giorno ha subito un maxi furto. Erano circa le 10:30, è uscito per portare fuori il cane quando, una volta svoltato l'angolo di via Trieste, una macchina si è fermata lì davanti. Sono scese col volto travisato almeno 4 persone, mentre una quinta probabilmente era al volante. Hanno sfondato la porta, sono entrati e in pochissimi minuti fatto razzia di gioielli, anelli e orologi, usati ma di grande valore. Si stima un bottino di 200.000 euro. Mentre rientrava, il titolare si è insospettito perché una persona l'ha fermato facendogli strane domande. Mi ha fermato un uomo qui, all'angolo, chiedendomi se era il compro oro, se comprava argento. Io ho detto che no, sicuramente per farmi perdere tempo comunque. Sul posto sono giunti i carabinieri chiamati dallo stesso titolare che stanno indagando per provare a risalire all'identità dei ladri, probabilmente dei professionisti, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia quelle lungo il viale che quelle a circuito chiuso del negozio, da cui si vede anche l'auto, sembra di colore grigio, fare 2 giri prima di fermarsi. L'amarezza è tanta. 2 anni di sacrifici, 2 anni di sacrifici. Rubato. Lei ha aperto da poco? Da 2 anni, da 2 anni. Mi hanno portato via tutto, più 20 anni di sacrifici di lavoro, perché avevamo investito tutto qui e mia moglie. Lascia poi perplessi il fatto che nessuno abbia segnalato nulla, commenta il sindaco Armelau, che si appella ai cittadini. Mi lascia veramente allarmato sto discorso qua, perché non è normale, perché qui vicinissimi al lungomare, tanta gente che passeggia, è quasi impossibile non rendersi conto di fare un danno del genere. C'è un rumore, sicuramente c'è stato un forte rumore. Poi io chiedo sempre la collaborazione di tutti i cittadini. Non devono aver paura di collaborare con le forze dell'ordine, cioè dobbiamo sentirsi tutti devono essere responsabili di quello che accade nella propria città. È stata sospesa la dottoressa indagata per non aver soccorso adeguatamente Eleonora Chinello. Intanto è stata fissata la data dei funerali della 14enne investita e uccisa da un'auto mentre stava andando a scuola ad Olo. L'addio a Eleonora Chinello sarà celebrato sabato mattina alle 10:30 nella chiesa di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Dopo l'autopsia la procura ha dato il nulla osta alla restituzione ai familiari della salma della 14enne investita e uccisa lo scorso 28 ottobre mentre in bicicletta stava andando a prendere l'autobus per andare a scuola ad Olo. Guido Carlin, sindaco di Sant'Angelo di Piove, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato. Intanto proseguono le indagini per chiarire le cause della morte della studentessa. Oltre al 34enne conducente dell'auto che l'ha investita, è indagata per cooperazione in omicidio colposo anche la dottoressa 62enne intervenuta insieme alle infermiere dell'ambulanza di Piove di Sacco. La dottoressa non sarebbe nemmeno scesa dall'ambulanza, limitandosi a dire "fate voi". Le infermiere hanno così fatto rapporto ai vertici dell'USL 6. È stato, grazie a una relazione assai circostanziata
fatta dai nostri infermieri, da una nostra infermiera e da una della Croce Verde, che abbiamo potuto sporgere denuncia all'autorità giudiziaria nell'imminenza dei fatti. Non faremo sconti di nessun tipo in un caso come questo, se sarà accertata la responsabilità, come io credo che avverrà. La dottoressa Anna Maria Lamanna, 62enne originaria di Castel Volturno, attualmente medico di base nel Bellunese, fa parte di una cooperativa che lavora per l'USL 6 e non è una dottoressa cosiddetta a gettone. La differenza è che mentre i medici libero professionisti a gettoni ricadono nella piena responsabilità di gestione da parte dell'azienda, nel caso delle cooperative invece la responsabilità di gestione della cooperativa stessa, e i nostri rapporti riguardano uffici specifici che hanno rapporti diretti con i responsabili della cooperativa, ma non nella gestione diretta dei singoli professionisti. La sanitaria ha detto di non essersi bloccata davanti alla paziente, ma di aver capito quanto grave fosse la situazione e di aver richiesto un rinforzo immediato. Dopo quanto accaduto, però, la dottoressa è stata sospesa. Noi abbiamo chiesto cautelettivamente alla cooperativa la sospensione della dottoressa in attesa dell'accertamento dei fatti, a scopo anche precauzionale. E protesta questa mattina dei lavoratori della sanità pubblica veneta proprio durante l'omonimo convegno della regione a Venezia. Infermieri e OS con CGIL e UIL pronti allo sciopero di fine mese e previsto per venerdì 29 novembre. La sanità pubblica non si tocca, siamo pronti alla lotta. Oggi lo stipendio, il salario di ingresso di un infermiere è di 1.700 euro lordi, e quindi che cosa fa il governo? Anziché aumentare i salari parificandoli agli altri paesi europei, fa delle norme che incentiva la migrazione non solo all'estero ma verso il privato, dicendo loro: apritevi partita IVA, vi diamo fino a 80 euro l'ora, pagate solo il 5% di tassazione rispetto al personale dipendente che ne paga il 25%. Siamo picchiati, sfruttati e sottopagati, dicono i sanitari ospedalieri, mentre CGIL e UIL annunciano lo sciopero generale di 8 ore previsto per il prossimo 29 novembre per cambiare, dicono, la manovra di bilancio. Faremo sciopero generale. Infermieri e operatori sanitari in presidio con la CGIL Veneto a Venezia per chiedere maggiori tutele e sicurezza sia fisiche che economiche. La protesta fuori dalla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, proprio mentre è in corso il convegno organizzato dalla Regione sulla carenza di personale e sulle conseguenti sfide da affrontare per riuscire a garantire i servizi tra difficoltà ed emergenze. I nostri contratti miseri da fame, incapaci di attrarre giovani, lo slogan ripetuto dai manifestanti come un mantra. Contratto, contratto, contratto. Non lo diciamo noi come CGIL, ma lo dice la Regione scrivendolo nero su bianco sulla delibera. Dal 2025 per i prossimi 10 anni avremo una carenza strutturale, ad esempio di infermieri, nella stima più ottimistica di meno 3.000, nella stima pessimistica meno 10.000 per i prossimi 10 anni, il che significa chiudere dei 5-6 ospedali in questa regione. Non solo per Venezia, Laguna e Terraferma, lo sciopero del trasporto pubblico locale di domani, proclamato dai sindacati eccezionalmente senza fasce di garanzia, creerà disagi in tutta la provincia. Sarà coinvolto infatti anche il trasporto extraurbano, non il trasporto ferroviario che invece viaggerà regolarmente. Bosco dello Sport, siamo stati con le nostre telecamere a vedere come procedono i lavori per la realizzazione della cittadella che tra i 5 progetti comprende anche quello dello stadio. Da circa 6 mesi è stato avviato il cantiere per la realizzazione del Bosco dello Sport qui a Tessera. Come vedete le gru stanno lavorando intensamente. Ma a che punto sono i lavori? Per scoprirlo abbiamo effettuato un sopralluogo insieme al vice sindaco Tomaello attraverso i 115 ettari su cui sorgerà l'opera nei pressi dell'aeroporto Marco Polo. Stanno seguendo la tabella di marcia, l'arena come vedete sta già prendendo piede, ovvero si vedono già le prime opere. Lo
stesso vale per la viabilità, i parcheggi, 2800 parcheggi che sono sempre qua alle mie spalle, ed è iniziata anche già una parte, diciamo, del lavoro per quanto riguarda il bosco. Manca ancora l'avvio, diciamo, ufficiale dello stadio, che sarà naturalmente nel 2025 dopo l'ultima approvazione. Il progetto sarà discusso in giunta nelle prossime settimane prima dell'approvazione. Sconta un ritardo di qualche mese rispetto alle altre opere per il cambio di finanziamento che c'è stato in corsa. Inizialmente molti ricorderanno, insieme a Venezia anche Firenze si doveva finanziare lo stadio con i fondi del PNRR, poi è stato cambiato la fonte di finanziamento, sono soldi comunque che sono arrivati collegati al PNRR dal governo, e quindi c'è stato questo ritardo più burocratico che altro, ma adesso spero che insomma entro fine anno, sicuramente, comunque nelle prossime settimane, il progetto dovrebbe andare in giunta con qualche miglioria. Il vice sindaco preferisce non svelare quali saranno le migliorie apportate al progetto del nuovo stadio, per la cui costruzione un gruppo di imprese si è già aggiudicato la gara, ma risponde a chi nei mesi scorsi ha messo in discussione il numero dei posti a sedere, 16.000. Dico che è uno stadio di categoria UEFA, la prima categoria, diciamo, principale, che quindi permetterà sia partite anche di livello naturalmente nazionale, ma soprattutto anche a livello internazionale, quali coppe europee e quant'altro. Se vogliamo guardare i prossimi 50 anni bisogna strutturare qualcosa di nuovo e che permetta di dare un futuro anche alle società sportive, perché insomma una società sportiva si basa anche, diciamo, su un modello di business o comunque su un modello sostenibile economico che gli permette di avere ricavi dallo stadio, quindi insomma avere una struttura nuova, efficiente e innovativa deve essere prioritario, soprattutto per questa città. Ricordo che è dal 1954 che si parla di nuovo stadio a Venezia. Ma le polemiche riguardano anche il finanziamento dello stadio da parte del governo, che rappresenterebbe, secondo alcuni, solo uno spreco di risorse pubbliche, quando le priorità, dicono, per la città sarebbero altre. Le opposizioni hanno sempre dato motivi un po' diversi e forse non hanno neanche loro chiaro cosa vogliono, visto che negli anni, devo dire che quando governava il centrosinistra avevano sempre puntato su quest'area, soprattutto avevano puntato su quest'area per costruire lo stadio nuovo, quindi adesso essere contrari secondo me è qualcosa veramente non comprensibile. Ricordo anche che l'ultimo progetto approvato da loro, che poi non si è mai realizzato, quello di Zamparini, ma poi anche gli altri che ci sono stati, come tutte le varie varianti urbanistiche che avevano approvato per quest'area, prevedevano 600.000 metri cubi di cemento, quindi vuol dire centri commerciali, hotel, centri direzionali e quant'altro. Ora in quest'area verrà fatto solo lo stadio, solo l'arena, i parcheggi, perché naturalmente ci vogliono i parcheggi a servizio di queste due opere, e poi soprattutto un grande spazio verde che potrà essere utilizzato 7 giorni su 7 dalla cittadinanza. Ma è da 40 anni almeno che si parla di quest'area dello stadio, adesso insomma è arrivato il momento di farlo. Il complesso adotta la filosofia carbon free. Tutti gli edifici, infatti, saranno realizzati in materiale e tecniche costruttive a basso impatto ambientale, fonti energetiche rinnovabili e sistemi di recupero e riuso delle acque piovane. Pesca in ginocchio. Domani mattina la manifestazione dei pescatori per chiedere sostegni concreti per un comparto allo stremo a causa dell'innalzamento delle temperature, del granchio blu e della mucillagine che hanno portato a perdite anche del 100%. Dalla Regione la volontà di predisporre un fondo a supporto del settore. Noi vogliamo predisporre un fondo per dare quantomeno un segnale di aiuto ai nostri produttori, visto e considerato che sono 3.700 imprese e 356 imbarcazioni e oltre 8.800 occupati. Un fondo per aiutare il comparto della pesca allo stremo dopo una stagione di perdite anche del 100% di vongole. La proposta del presidente della Regione Veneto arriva alla vigilia della manifestazione indetta dalle associazioni di categoria che da Venezia e Chioggia partiranno alla volta delle Zattere, dove rimarranno ormeggiate 40 barche in attesa che una delegazione incontri l'ammiraglio della direzione marittima di Venezia, la prefettura, alcuni esponenti della giunta regionale e del Consiglio. Questo per chiedere soluzioni concrete per un settore in ginocchio a causa dell'innalzamento
l'innalzamento delle temperature del granchio blu e della mucillagine. Ma questa è una vera piaga, anche perché voglio ricordare che a questo si va ad aggiungere poi quello che è stata l'alluvione e le diverse bombe d'acqua e le diverse piene dei fiumi che hanno portato un sacco di detriti e limo sul litorale, quindi coprendo anche per mezzo metro le semine delle vongole, quindi ci mancheranno anche le vongole e i mitili. Un tema che si sta discutendo anche a Roma. Per il senatore Dem Andrea Martella le misure messe in atto finora non sono sufficienti. Ci vorrebbe un po' di programmazione, ci vorrebbe una politica e anche invece il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero dell'Agricoltura mi pare che proceda tra qualche battuta, qualche gaff, ma con pochi interventi reali. Noi nella legge di bilancio che è in discussione in questo periodo, proprio in questi giorni, alla Camera proporremo una serie di emendamenti che possano favorire e aiutare tutto il comparto della pesca. Lunedì 11 novembre, ad un anno dalla morte di Giulia Cecchettina, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, dove la 22enne di Vigonovo studiava, la ricorda con un momento di riflessione sulla violenza di genere davanti alla panchina rossa a lei dedicata. L'appuntamento è alle 12:10 al campus di ingegneria di via Gradenigo, un luogo frequentato da Giulia e anche dal suo aguzzino, l'ex fidanzato Filippo Turetta, in carcere in attesa di giudizio. La sentenza è prevista per il 3 dicembre. Con questa notizia termina l'edizione del nostro telegiornale, ora vi lascio alla sigla e poi alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.